Eder. Mech. Pallister. Giacomo Bozzoli ha compiuto 39 anni in carcere dopo la condanna definitiva all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario avvenuto nel 2015. L'imprenditore bresciano è stato trasferito il 12 luglio da Brescia alla casa circondariale di Bollate, senza mai smettere di professare la sua innocenza e chiedere del figlio. Un compleanno amaro per Bozzoli, che dopo 11 giorni di latitanza è stato arrestato nella sua casa di Soiano. L'ergastolano si trova in uno stato di shock tale da indurre la procura di Brescia a rimandare l'interrogatorio, la cui data non è ancora stata fissata. Non sta bene, è molto provato e seguito dallo psichiatra del carcere. Giacomo Bozzoli continua a proclamarsi innocente e nutre la convinzione che la sua detenzione si concluderà prima del previsto. Nonostante la condanna all'ergastolo confermata dalla Corte di Cassazione solo 20 giorni fa, il 1 luglio. È stato condannato per l'omicidio dello zio Mario e per la distruzione del cadavere, avvenuti la sera dell'8 ottobre 2015 nella fonderia di famiglia a Marcheno. Oggi, nel giorno del suo 39esimo compleanno, Bozzoli spera di ottenere una revisione del processo, confidando soprattutto nell'intervento di una super testimone. Una rappresentante dell'azienda austriaca Montanwerke Brixleg, specializzata nella lavorazione di materiali ferrosi. Bozzoli si aspetta anche di poter beneficiare di permessi per uscite temporanee dal carcere, con la speranza che la sua detenzione possa avere una fine. Le sue riflessioni e il suo stato d'animo sono stati condivisi da un consigliere lombardo del Partito Democratico, che ha avuto un colloquio con il direttore del carcere di Bollate durante una visita istituzionale. Il trasferimento di Bozzoli dal sovraffollato carcere di Canton Mombello a quello di Bollate ha migliorato le sue condizioni. Nonostante abbia trascorso solo 7 ore a Canton Mombello, quell'esperienza sembrava averlo profondamente disorientato, tanto che la procura di Brescia aveva deciso di rinviare l'interrogatorio. Ora, dopo aver superato questa fase, Bozzoli appare più sereno e guarda all'autunno con ottimismo. Ha anche affermato di aver scritto lettere al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla Premier Giorgia Meloni e al Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Lettere che non sono ancora state recapitate e che continuano a sostenere la sua innocenza. Per quanto riguarda la testimone austriaca, il suo nome era stato inserito nel ricorso della difesa, successivamente rigettato dalla Suprema Corte. In merito a 4.400 euro in banconote della Banca Centrale Austriaca trovati nell'abitazione di Giuseppe Ghirardini. Quest'ultimo, un operaio veterano della fonderia Bozzoli, fu rinvenuto avvelenato da una capsula di cianuro a Case di Viso, sopra Ponte di Legno. Secondo l'accusa e le sentenze, il denaro rappresenterebbe il compenso che Bozzoli avrebbe elargito a Ghirardini per il suo presunto coinvolgimento nell'omicidio dello zio Mario. Si sostiene che Ghirardini si sia suicidato a causa del rimorso. I legali di Bozzoli, però, affermano che i contatti tra il loro assistito e l'azienda austriaca siano stati sporadici e brevi, senza alcun contratto concluso o denaro ricevuto. Per questo motivo, la testimonianza della rappresentante della Montanwerke Brixleg sarebbe cruciale nei processi. La sentenza di condanna sottolinea i profondi dissidi tra Mario Bozzoli e il nipote Giacomo, descritto dai magistrati come violento e prevaricatore. Essi evidenziano che Giacomo nutriva un odio profondo verso lo zio e aveva pianificato la sua morte nei minimi dettagli per anni. Giacomo Bozzoli non si arrende e continua a combattere contro il suo destino di detenuto nel carcere di Bollate, dopo aver trascorso 11 giorni in fuga tra Spagna e Italia. L'uomo è stato catturato una settimana fa nella sua villa a Soiano, dove tentava di nascondersi nel cassettone del letto. Secondo le ultime notizie, Bozzoli sta puntando sulla revisione del processo che lo ha condannato all'ergastolo in via definitiva per l'omicidio dello zio Mario, avvenuto nel 2015 nella fonderia di famiglia a Marcheno. A tal fine, avrebbe scritto numerose lettere indirizzate a figure di alto profilo istituzionale, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni e il Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Queste missive, già affidate a una persona di fiducia, non sembrano però essere ancora giunte a destinazione. Bozzoli, 39 anni, si proclama innocente nonostante le 3 sentenze di condanna che lo hanno sempre riconosciuto colpevole. I giudici hanno evidenziato come Bozzoli avesse manifestato il desiderio di uccidere lo zio Mario, motivato da un odio ostinato e incontenibile legato a questioni familiari ed economiche. È da notare che al momento del delitto,
Nel luogo in cui è avvenuto, era presente solo lui. A sostenere la sua posizione ci sarebbe una supertestimone, una rappresentante di un'azienda austriaca, che secondo Bozzoli potrebbe contribuire a ribaltare le sentenze precedenti. Nel frattempo, si attende l'interrogatorio in cui Bozzoli dovrà fornire spiegazioni riguardo ai suoi spostamenti nei giorni precedenti all'arresto e su come sia riuscito a tornare a Soiano nonostante un mandato d'arresto europeo a suo carico. Giacomo Bozzoli ha scritto delle lettere a Mattarella e queste lettere si sono al momento perse per strada. Per non correre lo stesso rischio farà una cosa molto diversa Claudio Sterpin. Se la giustizia tarderà a colpire Trieste, infatti Claudio Sterpin si recherà a Roma e si incatenerà presso un'illustre sede governativa. Per far questo ha già preparato un kit comprendente striscioni ed altro. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.